Radio Libertà, oltre la pagina, che tempo non aspetti tempo, tra poco per qui Parlamento, Laura Cavandoli che ci parla del decreto fiscale appena approvato. Nel corso del seguito della trasmissione parleremo con Rosario Cerra, presidente del CED, Centro Economia Digitale dell'Università LUISS di Roma. Parleremo di un convegno che si è svolto nei giorni scorsi per parlare di transizione tecnologica. Ci sono degli spunti interessanti e poi avremo alle 11:35 terza pagina con Dario Generali, professore, ricercatore CNR, un interessantissimo discorso sul declino della scuola italiana. Si era svolto un po' di tempo fa un interessante incontro, al quale appunto ha partecipato anche Dario Generali. I lavori di quell'incontro sono stati riversati in un volume, ehm, che è edito da, ve lo dico subito, Mimesis Editore, 24 €, 288 pagine, e La scuola dell'ignoranza, atti della giornata di studi di appunto un po' di anni fa, però vale quegli atti valgono ancora. La scuola dell'ignoranza, la scuola italiana, per un declino che, secondo l'analisi del professor Generali inizia, con gli anni '90. Ci sono delle, definizioni molto interessanti, quando lui dice che a un certo punto gli insegnanti diventano assistenti sociali e la scuola non è più ascensore sociale, ma è, un ricovero. Insomma, questa è la mia sintesi un po' brutale, poi col professore, entreremo più nel merito ovviamente. Ma intanto tasse e DDL fiscale, è quello che ha scelto di fare questo governo per bocca di Laura Cavandoli.
Eccoci, Radio Libertà, oltre la pagina, vi dicevo, parleremo di questo importante un convegno che si è occupato della transizione tecnologica. Sono intervenuti tra gli altri Roberto Cingolani, AD di Leonardo, Claudio Descalzi, AD di Eni, e poi anche l'amministratore delegato di Safilo, Angelo Trocchia, anche professore di fisica sperimentale Roberto Battistone e anche altri, e anche naturalmente tra di loro c'era anche Rosario Cerra. Ha relazionato anche Rosario Cerra, che è il presidente del CED, del Centro di Economia Digitale. Credo sia in collegamento, non so se Skype o telefonico. Skype senza video. Allora, facciamo intanto, lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione. Benvenuto presidente, grazie per essere qui con noi. Pronto? Non sento ritorni. Allora, non sento e non vedo. Dunque, qualche istante di suspense, l'inconveniente del bello, anzi diceva De Cuius, il bello Ha della raggiunto la durata tecnologia. massima consentita per i Allora, ho sentito che ha raggiunto la durata massima consentita per i c'era una voce, femminile che riportava. Vediamo solo, uhm, allora, qualche istante. Lo abbiamo il grande Francesco Assiso, suatore di comando della regia tecnica, ha provveduto, e quindi Francesco vede e provvede. Abbiamo il presidente Rosario Cerra del CED, Centro di Economia Digitale, in collegamento. Intanto grazie e benvenuto ai nostri microfoni, presidente. Grazie dell'invito. Allora, questo convegno, che si è svolto nei giorni scorsi, Cingolani, di Leonardo, Descalzi di Eni, cioè, sono intervenuti insomma grosse autorità, anche lei, tra di loro anche lei, il presidente Cerra, per, affrontare un tema che non affiora, no, questa è la mia osservazione, come ha detto, mi permetto, come giornalista, dai, scusate la parolaccia. Non è che lo trovi, fisso nelle pagine dei giornali di economia o di altro, però è un tema fondamentale, perché la transizione tecnologica, va praticamente a governare il futuro, e l'Europa è in una situazione un po' di stallo. Perché chiaramente vi siete occupati soprattutto della situazione europea, troppo disomogenea, forse troppo lenta. Lei comunque ha visto anche alcuni miglioramenti rispetto, lei da anni, da anni che parla di sovranità tecnologica, è un po' di anni che ci sentiamo, e questo è proprio un Sì. filo conduttore del vostro lavoro. Allora, a lei la parola per tirare un po' le fila di questo convegno. Sì, molto volentieri, nel senso che è vero, il tema della sovranità tecnologica non è all'ordine del giorno, soprattutto dei quotidiani, anche se dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Questo convegno fatto sulla sovranità tecnologica e sull'urgenza e sulla necessità di seguirla è stata realizzata dal Messaggero insieme alla LUIS, e quindi un focus inizia a esserci sull'attenzione. Devo dire che quando abbiamo iniziato noi, era il 2020, il tema era veramente da neofiti amatoriali. Oggi, però abbiamo avuto fortuna, nel senso che l'abbiamo presentato quando abbiamo fatto il nostro primo libro, alla presenza del ministro Giorgi Bigetti, che a quel tempo era ministro dello sviluppo economico, del ministro Colao e anche di Vincenzo Amendola, che era sottosegretario degli affari europei. Ecco, in questi 4 anni ovviamente il mondo è cambiato, purtroppo non in meglio, però oggi abbiamo come risultato che c'è una certa consapevolezza, se non una grande consapevolezza a livello europeo sul tema, tanto è vero che uno dei 16 presidenti esecutivi ha la delega alla sovranità tecnologica, e
come dire, una cosa che non si era mai vista finora, e il tema della sovranità tecnologica comunque è entrato nel lessico della parte diciamo che in un qualche modo si occupa da un punto di vista ministeriale di gestire la partita dei rapporti economici. Perché è importante la sovranità tecnologica? Intanto come dire, possiamo provare a darne una definizione per farci capire sostanzialmente, perché sennò diventa un po' generalista. Quando parliamo di sovranità tecnologica non intendiamo ovviamente l'autarchia tecnologica, cioè il fare tutto e pensare tutto al nostro interno, all'interno della casa europea. Si tratta dell'abilità di generare conoscenza tecnologica o scientifica in autonomia, certo, oppure di utilizzare la capacità sviluppata da altri soggetti attraverso l'attivazione di partnership affidabili. Ecco, qui il concetto fondamentale è quello della partnership affidabile, che significa avere un rapporto con qualcuno a monte e a valle che ha gli stessi sistemi valoriali nostri, ha la nostra visione, ha gli stessi interessi strategici e un sistema di fiducia condivisa. Il mondo è cambiato molto e queste caratteristiche si stanno un po' restringendo per certi versi. Il dato importante della sovranità tecnologica è che questa sovranità è alla base poi della capacità di avere la sicurezza economica del paese, perché tutta l'economia va in chiave di innovazione tecnologica. Oggi la produzione aumenta solo se si ha uno sviluppo di innovazione tecnologica sostanzialmente, e poi l'ultima parte che richiama la sovranità tecnologica è quella dell'autonomia strategica. L'autonomia strategica sostanzialmente significa che tu stai al mondo con la capacità di decidere autonomamente come muoverti all'interno del mondo. Questa non è una cosa semplice se non hai la sicurezza economica e a valle la sovranità tecnologica. Come siamo messi noi? Presidente, volevo interromperla, no? Così voglio capire sì. Se ho capito, perché se ho capito io hanno capito tutti. Cioè, sovranità, lei ha specificato benissimo, non è autarchia, però è, diciamo, autonomia decisionale. La dico con parole mie: se la sovranità tecnologica fosse compiuta nel sistema europeo, non saremmo arrivati a decisioni come quelle che abbiamo visto a Bruxelles per la Green Car, che si sono rivelate molto lontane dal mercato. Cioè in un, chiamiamolo regime, una brutta parola, in un sistema di sovranità tecnologica le autorità di Bruxelles si sarebbero mosse, avrebbero dovuto comunque rispondere a quelli che sono degli input del mercato. Invece si sono mossi, mi sembra, in modo un po' autonomo. Poi abbiamo visto quello che sta succedendo in Germania, dove si preannuncia la chiusura di non so quanti stabilimenti, ed è una bruttissima notizia anche per l'Italia, soprattutto qui per la Lombardia, se posso dirlo. E così un po' come concetto, chiaramente terra-terra, l'ho espresso terra-terra, è questo che significa sovranità tecnologica? Sono andato vicino? Allora, sovranità tecnologica significa sostanzialmente avere la capacità di essere innovativi da un punto di vista tecnologico. La scelta poi di come essere innovativi in questo caso è politica. La scelta dell'Europa legata a questo approccio green è un approccio che in un qualche modo ha forzato la ricerca tecnologica, cioè noi abbiamo detto entro quella data dobbiamo passare totalmente al green. Diciamo ci sono state due posizioni, una quella che sostenevamo anche noi, che era più importante identificare gli obiettivi e lasciare quella che viene chiamata neutralità tecnologica, cioè come ci arrivi non mi interessa, mi interessa che ci arrivi. L'altra è stata quella di forzare sostanzialmente verso l'elettrico e tutto quello che era connesso all'elettrico. Ecco, in questo caso la seconda scelta ci ha penalizzato, perché proprio per parlare di sovranità tecnologica noi in quella dimensione non siamo tanto sovrani, perché tutta la tecnologia
più avanzata, e soprattutto tutte le terre rare che servono a produrre alcune componenti di questa tecnologia sono oggettivamente in mano cinese. E quindi sì, una interpretazione corretta della sovranità tecnologica ci avrebbe portato a liberare le nostre energie piuttosto che a cercare di appoggiarci a quelle delle altre, che in questo caso non sono neanche quelle che dicevamo prima dell'affidabilità a monte a valle, insomma. Benissimo, ma ha messo a fuoco la situazione. Il fatto che ci sia un vicepresidente con la delega alla sovranità tecnologica, lei si è pronunciato poc'anzi in termini ottimistici, sicuramente mi sembra sia un buon segnale, però non rischia di essere un involucro vuoto se diciamo all'etichetta non ci mettiamo dentro del concreto. E come si fa a mettere dentro del concreto? Quali sono le indicazioni che deve dare la politica, ma deve dare anche il mondo produttivo, secondo lei? Allora, la sovranità tecnologica è una cosa che è molto importante non solo per gli aspetti economici. Noi dobbiamo sempre ricordarci che la nostra società e lo Stato liberale in cui viviamo sono sostanzialmente il frutto della nostra capacità di essere produttivi, senza girarci troppo intorno. Insomma. La sovranità tecnologica in questo caso serve per garantire la nostra indipendenza e garantire i diritti conquistati dai cittadini, penso al welfare state e tutto il resto. Allora, quella vicepresidenza, che tra l'altro ha in questo taglio l'idea, perché la vicepresidenza è una vicepresidenza per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, quindi ha un'accezione della sovranità tecnologica che è a tutela della nostra democrazia, ha senso solo se è in grado di fare un'analisi chiara del posizionamento dell'Europa, che non è affatto buono in questo momento, e di portare degli investimenti in tecnologia all'interno dell'Europa. E questo si fa sostanzialmente con delle politiche industriali, cosa che negli ultimi anni noi non abbiamo fatto, mentre sia Stati Uniti che Cina hanno investito molto sulla tecnologia. Le do un dato, uno per tutti. Abbiamo fatto un'indagine per capire gli ultimi 5 anni di investimenti sull'intelligenza artificiale, che è la cosa di cui parlano tutti, mentre gli Stati Uniti hanno aumentato gli investimenti e sono largamente i primi nel mondo per questa tecnologia. I cinesi sono molto indietro, ma hanno aumentato gli investimenti. C'è il paradosso europeo per cui siamo ancora più indietro dei cinesi, ma paradossalmente noi ci siamo despecializzati, cioè in questi 5 anni abbiamo investito di meno e perso capacità. Allora non può essere questo il gioco, perché se andiamo avanti così il nostro sistema produttivo, la nostra capacità economica, la nostra autonomia viene messa ampiamente a rischio. E quindi questa vicepresidenza, io ovviamente non conosco la persona che l'ha presa e non so quali siano al momento le sue intenzioni, però se non viene vissuta come qualcosa di pragmatico e non di teorico, diventa molto rischioso per noi. Mi sembra che il problema poi alla fine sia quello che abbiamo visto all'alba della formazione dell'attuale Unione Europea, che portò all'adozione dell'euro fino agli anni 90. Fino agli anni 90 c'era un certo tipo di condivisione. Nel momento in cui questa unità è stata cementata dalla moneta unica, sono fiorati gli egoismi dei singoli paesi, la Germania, la Francia, l'Italia che è rimasta marginalizzata, l'Inghilterra che non ha voluto saperne di adottare l'euro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, non mi sembra sia cambiato tanto poi alla fine, no? Abbiamo visto la Francia sviluppare i suoi traffici con la France Afrique, che non era proprio, come dire, in linea con quelle che dovevano essere
certe direttive europee. Allo stesso modo la Germania si è sviluppata con i paesi ex comunisti, e mi sembra che questo si ripercuota anche sull'idea di una politica comune molto necessaria. Non mi ricordo se l'ha detto anche Descalzi, o no, non mi ricordo, comunque è stato detto, o Cingolani, è stato detto in questo convegno. Cingolani. Ecco, è stato detto che questa frammentazione, questo incapacità di trovare un minimo comune denominatore sta costando, crea problemi. Sì, questo è il grande problema dell'Europa. Qui però, come dire, non bisogna essere ingenui, nel senso che noi non siamo una federazione come gli Stati Uniti, non siamo una realtà, come dire, molto, molto strutturata e chiusa come la Cina. Noi siamo un insieme di nazioni che hanno una storia lunga e diversificata, tra l'altro ci sono state le guerre fino a poco tempo fa, e in cui la concezione degli interessi nazionali per alcune di queste nazioni è particolarmente forte. Allora, quando si va in questi contesti non bisogna essere, ripeto, ingenui da pensare che gli altri non facciano lo stesso percorso di interessi nazionali, e non bisogna essere, ahimè, altrettanto lassisti da non capire che bisogna anche farlo noi per certi versi, e quindi bisogna trovare un punto di equilibrio tra tutti quanti. Poi esistono dei momenti critici in cui si fanno i salti rispetto all'Unione. Uno di questi momenti critici l'abbiamo vissuto pochi anni fa, quando è arrivato il Covid, e è stato fatto tutto questo apparato per aiutare l'economia a riprendersi, la società a riprendersi. Però in questi contesti bisognerebbe arrivarci preparati, non ingenui e non lassisti. Quindi avendo chiaro quello che è l'interesse nazionale, avendo chiaro quello che è l'interesse aggregato europeo, facendo presente a tutti quanti che, come dire, a costruire una torta ci si guadagna di più che a ammazzarci per l'ultima fetta, insomma. E questo è il lavoro che dovrebbero fare i politici veri, i politici di altissimo livello e di altissimo spessore. È sempre più difficile trovarli, ovviamente, perché i tempi cambiano e cambiano anche le esigenze, ma questa è la direzione che dovremmo prendere come continente e come nazione. C'era, forse mancano gli Adenauer, i Mitterrand, perché no, i Craxi. Mi sembra, adesso avendo una certa età, un po', no? Si sono visti sciorinare questi personaggi. Mi sembra che, senza entrare nel merito, no? È facile accusare di pochezza gli attuali leader, ma più che loro, perché altrimenti si rischia di personalizzare, è il loro ruolo che non riesce più ad avere quell'importanza, quell'importanza determinante per indirizzare, cioè i nomi che ho fatto, Adenauer, Mitterrand, hanno indirizzato l'Europa in un indirizzo positivo. Io lo sarei anche adesso, posto che non ha importanza la mia posizione, ma io negli anni 90, anche come leghista, ero entusiasta dell'Europa, no? Cioè anzi, ti sentivi prima di tutto europeo, non potevi non dirti europeo. Poi però si è visto un certo tipo di indirizzo, e mi sembra che gli interpreti attuali, ripeto, non mi interessa il nome e il cognome, il ruolo che hanno sia una diminuzione rispetto al passato, e questo mi rende pessimista. Lei invece è un tecnico che deve vedere come risolvere i problemi, ma alla mia obiezione pessimistica, che secondo me comunque non è infondata, il pessimismo certe volte, per carità, si ammanta di sensazioni, però vedendo, lei ha giustamente, è un tecnico, e ha ricordato il Covid. Lì l'Europa bene o male se n'è uscita, però dopo abbiamo visto la crisi energetica, la crisi con la Russia, e l'Europa sta uscendo un po' abbastanza a pezzi, se posso dirlo. E quindi su un tema così, anche diciamo
importante, ma ma non di immediata comprensione come la sovranità tecnologica, mi sembra che i Macron, le Ursula von der Leyen, eccetera, 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 non siano i soggetti. Ci si preoccupa, ci si bisticcia sulla transizione ecologica, sugli immigranti, su molte cose, e quando si arriva a un dunque, a un quid che riguarda il futuro, perché io credo, insomma, ormai giovani e meno giovani lo capiamo a occhio nudo che la tecnologia fa già parte integrante della nostra vita, figuriamoci in futuro, insomma, quello, ma anche nel senso positivo, tutto quello che può comportare di positivo la tecnologia per la nostra salute, per il nostro benessere. Non vedo una risposta. Mi sembra quasi che dovranno essere i tecnici a occuparsene, perché la politica è stata, mi sembra, relegata a un ruolo marginale. L'ho tirata un po' lunga, mi perdoni, prego, a lei la parola. No. Allora, io sono d'accordo sulla complessità del ruolo della politica negli ultimi decenni, diciamo. Adesso è cambiato un po' lo scenario, nel senso che paradossalmente con questa grande crescita dell'innovazione tecnologica, con queste persone che si fanno Stato, diciamo, ci sono soggetti che contano più degli Stati per certi versi, parlo dei grandi campioni tecnologici, alla Musk e via dicendo. In realtà la politica torna a contare. Il problema è capire come farla la politica, cioè come riuscire a smuovere questa dimensione politica. E la problematica dell'Europa non è soltanto avere un grande pensatore che possa trainare tutti gli altri. Il problema è che dovremmo averli diffusi per tutti i paesi. Cioè, qui basta uno dei 27 che mette il veto e ci blocchiamo tutti. Allora, o cambiamo le regole, e qui bisogna in qualche modo arrivare poi alle decisioni per maggioranza, o dobbiamo sperare in un Dio molto gentile che ci consenta di avere degli uomini illuminati alla guida contemporaneamente di tutti i 27 stati membri dell'Unione Europea, che è oggettivamente molto difficile, anche perché il binomio Germania-Francia, che è stato il binomio che ha spinto in avanti l'Europa in gran parte del periodo, oggi è molto in crisi. Evidentemente in crisi da un punto di vista di sviluppo economico e anche di innovazione tecnologica. Quindi qui il tema è che la politica torna a essere importante e bisogna, come dire, cercare di smuovere gli animi politici e gli animali politici perché prendano il più possibile possesso di questo territorio che si sta allargando. Benissimo, allora possiamo concludere, stiamo andando all'esaurimento dello spazio. Ringrazio ancora Rosario Cerra, presidente del CED, Centro di Economia Digitale. A risentirci a presto, presidente, grazie ancora. Grazie per l'invito. Buona giornata. Bene, allora abbiamo 2 minuti, dunque togliamo la condivisione e magari potremo provare a fare azione lepre il segui la Lega prima che la Lega seguisca te. Allora, Eikisce, stiamo arrivando, state lì che la Lega vi segue, anzi seguitela voi, anzi inseguitevi, seguite la Lega e fatevi inseguire. Allora, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche
previsto dalla sintassi, o che la Lega segua te alla marciana. L'Instant Book: mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, Matteo Salvini, 6 anni di carcere nel processo Open Arms. Tra l'altro tra pochi giorni si andrà all'udienza, quindi seguiremo da vicino. Fai sentire la tua voce, difendere i confini non è un reato. Hashtag io sto con Salvini, firmate. Iscrivetevi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, lo si fa versando 10 euro, si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno sia necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e chi vi verrà pertanto successivamente recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando sempre ampi e profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. L'autodeterminazione civica, il 2 per 1000, questo redazionale, noi vi indichiamo naturalmente la sigla per la Lega, il D43 da scrivere nel 2 per 1000, D di Domodossola, 4 il voto matematica, 3 il numero perfetto. Sono soldi nostri che però lo Stato non ci lascia. Almeno possiamo dire allo Stato dove spenderli. Col D43 noi diamo l'indicazione leghista, D di Domodossola, 4 il voto matematica, 3 il numero perfetto. Poi c'è il calendario delle feste della Lega, ormai siamo in stagione con fughi, i fu- eh? Ah sì, scusa. Ehm, Funghi e tartufi. Stavo pensando a funghi e tartufi, mi son distratto. Vabbè, un bel tagliatella col fungo. Gna gna gna. Allora, sono le 11:30, quindi non è neanche, e allora sono le 11:30, quindi devo chiudere. Vi ricordo velocemente le apparizioni radio-televisive di loro, gli eroi della Lega e i suoi politici. Allora, oggi pomeriggio 17:16, Rai Radio 1, il presidente della commissione attività produttive Alberto Gusmeroli, 17:16, non un minuto prima, non un minuto dopo. Mattino 5, dopodomani, giovedì alle 9, ora antelucana per chi vi parla. L'alba, il cuore della notte alle 9 con Laura Ravetto, canale 5. E poi sempre giovedì 10, 13:45, con quella che è stata per anni e anni una voce storica di Radio Padania, Massimiliano Romeo, attualmente presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, 13:45, un giorno da pecora. E venerdì 11 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, economia, Sky TG24. Stop.
Radio Libertà, oltre la pagina. Allora, abbiamo in collegamento per Terza Pagina il professor Dario Generali, laureato in filosofia, è stato docente per il CNR, laureato in filosofia, ha insegnato, insegna storia della biologia e insieme a Sergio Colella e Fabio Vinozzi ha curato questo interessante saggio, volume, La scuola dell'ignoranza, di qualche tempo fa. La scuola dell'ignoranza, già il titolo dice molto, una giornata di studi dedicata proprio alla situazione scolastica italiana. E ho letto questo saggio, diciamo che il quadro sicuramente non è positivo, ma è quello che per molti è il riscontro di quello che, vediamo. Allora, intanto fatemi dare un benvenuto e un ringraziamento al professor Generali che abbiamo in collegamento Skype. Benvenuto professore e grazie ancora. Grazie a voi, buongiorno. Allora, La scuola dell'ignoranza è un titolo che lascia pochi spazi, pochi margini, diciamo di salvezza e, ho letto con attenzione anche quello che ha scritto lei, anche in base alla sua esperienza, analisi ed esperienza. C'è la scuola italiana che funziona fino agli anni '80, poi una serie di riforme a partire dal '92 l'ha peggiorata e ci sono 2 punti che mi hanno colpito e che mettono a fuoco, no, mi sembra la situazione, cioè l'insegnante che a un certo punto diventa assistente sociale, la scuola che, come dire, tradisce il suo ruolo formativo e, il fatto che la scuola non funziona più come ascensore, sociale. Ehm, come siamo arrivati a questo? Poi professore, che margini ci sono anche per, se ci sono margini per uscirne? Mi rendo conto che questa parte finale della domanda, probabilmente insomma, non può essere assolta subito, però mi interessa, proprio riprendere l'excursus storico che lei ha fatto basandosi anche sulla sua esperienza. Mi è piaciuto molto anche come ha spiegato, come lei ha seguito questi ragazzi, portandoli ad avere un interesse per la conoscenza, no, perché forse l'inghippo, professore, è che, anche parlo per quelli della mia generazione, si pensava che perché non è solo colpa dei professori o dei politici, anche noi cittadini magari pensavamo la scuola come il pezzo di carta. Io ho avuto fortuna, il papà operaio mi ha mandato al liceo, lui voleva il classico, io ho fatto lo scientifico sbagliando, ma mi ha detto: "Voglio che tu vada a scuola per imparare a difenderti, nel senso per avere gli strumenti di conoscenza che ti aiutino a stare al mondo". E però in giro la maggior parte, anche per ceti sociali più elevati del mio, di figli d'operai, alla fine la sostanza era il pezzo di carta. Forse abbiamo contribuito anche noi cittadini, professore, a deteriorare quello che poteva essere, quello che era il ruolo, lei lo ricorda, Calamandrei, il ruolo della scuola italiana nella Costituzione. Prego. Guardi, lei ha colto perfettamente i punti centrali del discorso che abbiamo svolto in questa giornata di studi. Il disastro della scuola parte appunto alla fine degli anni '80, inizio degli anni '90, con una serie di riforme scriteriate che destrutturano completamente la tradizione della nostra scuola gentiliana in quello che aveva di positivo, cioè nella serietà e nel rigore degli studi, e lasciano completamente inalterato invece quello che è il maggiore pregiudizio, se vogliamo, epistemologico della scuola gentiliana, che è quella della separazione dei saperi. Però il peggio è l'insistenza della dimensione pedagogica, l'insistenza dell'accento sull'inclusività, l'insistenza sulla funzione terapeutica che dovrebbe avere la scuola, abbandonando completamente quello che dovrebbe essere invece la sua funzione formativa. Pian piano, un pezzo per volta, con un'accentuazione fondamentale durante il periodo della riforma berlingueriana,
noi abbiamo avuto una destrutturazione di tutte le caratteristiche positive e formative della scuola italiana. La scuola italiana ha smesso di trasmettere cultura e sta facendo di tutto, si perde un sacco di tempo, per esempio anche nei licei che hanno nominato il liceo classico e scientifico, nella famosa alternanza scuola-lavoro, dove si mandano gli studenti a fare le fotocopie, invece che tenerli in classe a studiare le materie che devono affrontare. La scuola ha smesso, come ha detto giustamente lei, di essere ascensore sociale, non dà più opportunità. Oggi fondamentalmente se si riesce a formare un giovane, lo si fa fondamentalmente con risorse private a casa propria, con insegnanti, con comunque interventi che non vengono dalla scuola, perché la scuola da sola non è più in grado di dare quella formazione, quella idea, quella Bildung che dovrebbe dare per formare i cittadini in senso critico, come lei giustamente sottolineava, per dare tutti quegli strumenti intellettuali e quegli strumenti di analisi critica del reale che permettono al soggetto di affrontare la realtà con consapevolezza e con distacco critico. La scuola oggi viene vista soltanto come uno strumento di contenimento sociale del disagio e tra l'altro non riesce neppure in questo compito perché non ne ha neanche gli strumenti adeguati. Non riesce più a formare, abbiamo degli studenti che alla fine del corso di studi medio superiore non sono in grado di leggere e comprendere un testo di media difficoltà e di ripostarlo, riassumerlo. Abbiamo livelli di consapevolezza, di ignoranza estremi. Professore, la stessa professione docente è stata stravolta. Nella riforma berlingueriana si sottolineava un famoso lineo verde pubblicato per implementare questa riforma, che l'insegnante bravo, quello che una volta doveva essere e che era anche il punto di riferimento degli studenti, il soggetto capace di sostenerli, indicargli la via, mediare la formazione culturale e trasmettere cultura. L'insegnante bravo non è quello che è in grado di fare la lezione migliore, che magari è capace di fare solo lui, ma che è in grado di realizzare delle unità didattiche esportabili secondo il modello industriale della Toyota, il toyotismo. Cioè, anche questa invasione da parte del modello aziendale all'interno della scuola è devastante, perché la scuola ha finalità culturali, deve avere una centralità culturale e non una finalità, almeno per i licei classico e scientifico, no? Di immissione nel mondo del lavoro, di capacità di rispondere ad un annuncio di lavoro. Lei mi dice se ci sono delle immagini di salvezza. Immagini di salvezza ci sono sempre. L'importante è invertire completamente la rotta che si è presa. Cioè è necessario, o sarebbe necessario, ridare centralità culturale alla scuola, riconsiderare nuovamente gli insegnanti come degli intellettuali, come dei professionisti almeno, e non come degli impiegati, ritornare ad una trasmissione di conoscenza ed una formazione culturale di ampio respiro. Pensate anche alle figure dei ministri della pubblica istruzione che abbiamo avuto. Uno dei primi ministri della pubblica istruzione dell'Italia Unita è stato De Santis. Poi abbiamo avuto Gentile, con tutti i suoi limiti, ma comunque un intellettuale di altissimo livello. Vogliamo confrontarli con i ministri che abbiamo avuto negli ultimi decenni e il confronto sarebbe impietoso. Ci vogliono anche delle competenze per poter intervenire su questo terreno. Ed è una cosa che viene ormai completamente disconosciuta, non è un problema solo della scuola. Noi abbiamo spesso decisori politici del tutto inconsapevoli, nel caso migliore mediocri, e dovremmo invece rivolgerci ai molti intellettuali, molti tecnici di alta competenza che il nostro paese mette sulle cattedre di mezzo mondo. E questo lo dico bipartisan, perché sia a sinistra che a destra ci sono degli intellettuali, dei soggetti di altissima competenza, che però non vengono mai messi
a svolgere ruoli apicali di decisori politici significativi. Allora, Professore, per riprendere se una scuola posso, decente, noi dovremmo ridare questa centralità culturale, smetterla con tutti i progetti inutili, educazione stradale, scuola lavoro, orientamento, torniamo a fare lezione. E soprattutto una cosa, io certamente l'inclusività è una buona cosa, noi dobbiamo cercare di salvare tutti, ma un buon insegnante l'ha sempre fatto, ha sempre cercato di recuperare qualsiasi studente, che però sia uno studente che abbia voglia e motivazione a studiare. La nostra Costituzione dice che si deve permettere a tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di raggiungere i più alti livelli della scuola, ma precisa per i capaci e meritevoli, cioè coloro che hanno le competenze e le capacità di affrontare certi indirizzi di studi e abbiano la motivazione per farlo. Non si tratta, perché noi abbiamo delle promozioni generalizzate che però nascondono, che sarebbero un dato estremamente positivo se corrispondessero all'effettiva competenza da parte degli studenti, ma in realtà abbiamo promozioni generalizzate che nascondono minoranze Michael, notevoli. professore, mi sente? Mi perdoni, Sì, volevo interromperla perché lei ha scritto anche una cosa determinante, no? Si parte dalla scuola di classe di Gentile, ma però adesso si sta arrivando alla scuola classista, perché queste promozioni d'ufficio in realtà impediscono allo studente, magari quello che ha meno risorse, quello che ha la famiglia meno, diciamo, quello che non può mettergli a disposizione il computer di ultima generazione, eccetera, di prepararsi e di studiare. Questa è una realtà. Professore, perché, mi perdoni l'ingenuità, ma perché una realtà così chiara, lampante, non riesce a salvarsi? Cioè l'idea che il voto è necessario anche allo studente. Io certe volte ho addirittura l'impressione, professore, che ci sia una certa scuola di pensiero che non vuole più dare il giudizio, perché siano gli insegnanti stessi che hanno paura a dare il giudizio, con la scusa di assolvere i ragazzi dallo stress. Mi sembra che solvano loro stessi. E poi chiudo, vedo anche, per carità, io non sono addetto ai lavori, però vedo che mentre nelle università ci sono personalità di grandissimo valore, ma anche proprio non solo per la preparazione, anche per la dedizione. Io ho la fortuna di intervistarli in questa rubrica, come lei, professore, persone che hanno una grande preparazione e una grande dedizione. Ho l'impressione, io ricordo, sono stato studente negli anni 70 e 80, ho l'impressione che a un certo punto le scuole medie, le medie superiori siano diventate un po', come dire, delle agenzie di collocamento. Ho visto insegnanti che a un certo punto hanno interpretato il loro ruolo in termini burocratici, timbro il cartellino e poi, per carità, non bisogna generalizzare, perché ho visto anche tanti insegnanti nei licei che sono fantastici, per carità, però un certo deterioramento c'è stato. Non so se sia solo colpa delle riforme del 92. Io ho cominciato a vedere un certo declino quando ho lasciato la scuola a metà anni 80, ho cominciato già a vedere lì un certo declino. Prego. ma guardi, verissimo, una scuola come questa non è più in grado di formare nessuno, non è più in grado di emancipare nessuno. È venuto a mancare l'ascensore sociale. La scuola era uno strumento di emancipazione per i capaci meritevoli, come recitava la Costituzione, che avessero concluso i loro studi in un modo dignitoso, in un modo adeguato. La scuola ci ha dato tantissimo. Io stesso, per carità, mio padre aveva fatto il liceo classico, ma non si occupava di me, cioè doveva lavorare, io dalla scuola ho avuto tutto. Moltissimi di noi alla scuola devono quello che sono diventati poi, no? Adesso questo non accade più, ma non si tratta più soltanto, attenzione, di comprare i computer di ultima generazione, si tratta proprio di dare un contesto ai ragazzi che la scuola non è più in grado di dare. Io dico che mi posso fare un caso personale.
Mio figlio ha fatto il BSc a Milano, gli ho scelto la sezione più rigorosa, ma se le dico che l'80% di quello che l'ha imparato a casa sua, le dico quello che effettivamente è avvenuto. È chiaro che poi lui, come alcuni altri suoi compagni, amici che hanno avuto una preparazione adeguata, poi il posto di lavoro se lo sono scelti loro una volta laureati, cioè se li strappano dalle mani. Però questo fa venir meno quella giustizia sociale, quella democrazia che deve sempre operare in ambito formativo. Il figlio del portinaio a casa propria non ha quel contesto che gli permette di sopperire alle carenze della scuola pubblica. E questa è una grave ingiustizia, perché noi andiamo a perdere, tanto per cominciare, dal punto di vista soggettivo, della persona che non ha più gli strumenti di poter compiere quel salto sociale che precedentemente si poteva compiere e che giustamente la scuola doveva essere in grado di fornire. E nello stesso tempo è una grande perdita di risorse per il paese, perché noi andiamo a perdere dei ragazzi che diversamente potrebbero essere una grande risorsa intellettuale, tecnico-culturale per il nostro paese. Poi lei mi dice gli insegnanti sono degli impiegati, e purtroppo sì, però vede, ci sono sempre stati. Allora, gli insegnanti in Italia, non so, mi corregga se sbaglio, credo che siano 800-900.000. Non si può pretendere che siano tutti intellettuali, maestri del pensiero. È fortunato quello studente che in una classe, in un collegio, in un consiglio di classe, ha almeno un maestro del pensiero. Nella scuola ci sono intellettuali, anche raffinati, ci sono dei professionisti e c'è una massa di impiegati. Allora, è chiaro che ognuno risponde di se stesso, delle proprie azioni e della propria deontologia professionale, del proprio livello di competenza per il ruolo che occupa. Però è anche vero che se una politica, diciamo così, ministeriale e sindacale anche, perché in questo caso abbiamo una sorta di convergenza tra i pedagogisti ministeriali e, guardi, per esempio, lei parlava del voto, c'è un pedagogista di Roma 3 che sta avendo un estremo successo perché ha proposto totalmente l'abolizione del voto e il giudizio è affidato allo studente medesimo. Pretende che questa sua tesi abbia una scientificità, perché tra l'altro questi pedagogisti danno per scientifico, rigoroso e provato quello che è soltanto una loro idea del tutto soggettiva. Pretende che l'eliminazione del voto sia in grado di migliorare il processo formativo togliendo stress allo studente. E ci credo, a questo punto un ragazzo di 15-16 anni sono in pochi che studierebbero spontaneamente senza nessuna verifica e senza nessun voto. Mi perdoni, Ecco, la interrompo, sì. professore, ne approfitto. Io sono un po' sono convinto di questo mio pensiero. Se io ti tolgo l'insufficienza, però ti faccio un altro torto. Io per carità non sono stato un secchione, però ti tolgo la gioia del bel voto, l'8, il 9. Comunque io mi ricordo che a me, un bel voto, ripeto, non ero influenzato più di tanto, sono stato un monello anche, però il bel voto, che era il riconoscimento del tuo lavoro, della qualità, eccetera, era un piacere. Se io ti tolgo il voto, se ti tolgo il 5 o il 4, però ti tolgo anche l'8, il 9, mi sembra si faccia un torto, si deprivi il ragazzo da quello che potrebbe essere anche un momento di legittima soddisfazione e anche di conquista di fiducia in sé. Un 8 un 9, adesso non voglio lasciarmi andare troppo, ma un bel 8, un bel 9 ti aiuta anche ad avere più fiducia in te stesso negli studi. E poi anche e soprattutto una verifica, no? Perché quando noi allora ci sono due elementi fondamentali, no? Il primo è, come le dicevo prima, il fatto che spesso un ragazzo o ragazza è giovane, deve essere indirizzato. Se lei mette accanto
la possibilità di andare a farsi una partita a pallone nel pomeriggio, oppure di uscire con la ragazza e la fidanzata e stare a casa a studiare latino, beh, insomma, a 15-16 anni, se uno potesse scegliere liberamente, non starebbe certo a studiare latino, in pochi lo farebbero. Quindi il voto è anche uno strumento di convincimento, cioè perché noi sapevamo benissimo che se non avessimo studiato il giorno dopo sarebbero stati guai per noi, no? A fronte di qualsiasi verifica. La seconda è anche quella della, come dice giustamente lei, della soddisfazione personale per essere riusciti a raggiungere dei risultati che all'inizio sembravano molto difficili da ottenere. Io ricordo che appena entrato al liceo, all'inizio lo facevano anche apposta, ci devastavano, cominciavano con voti molto bassi per stimolarci poi all'impegno. Quindi poi una volta che si riusciva a raggiungere delle valutazioni positive e anche dei voti anche buoni, come lei sta sottolineando, era un motivo di stimolo e di soddisfazione per tutti quelli che ci riuscivano. Eliminare il voto significa perdere completamente la maggior parte degli studenti, cioè tra l'altro sono anche pedagogisti che nella scuola non hanno mai messo piede, e la mia idea è che spesso questi inventino ad ogni stagione una nuova stupidaggine, perché questa gli permette di avere finanziamenti, di avere progetti, di sviluppare progetti nuovi, di avere spazi, perché sa come funziona il finanziamento universitario. Adesso si va avanti per progetti, no? Quindi uno deve elaborare un progetto, un'idea nuova e ci mette dentro qualsiasi cosa. Adesso c'è questa sorta di concorrenza a ribasso. Più noi eliminiamo la cultura, ma guardi, per esempio, anche a partire dalla riforma berlingueriana, si è avuto un attacco radicale all'insegnamento della storia, perché si è ritenuto, la storia, anche la storia della letteratura, un po' tutti gli approcci storici alla disciplina, che la pretesa di avere una conoscenza enciclopedica, come si fa studiando i manuali, no? Di un periodo storico, di una disciplina, come potrebbe essere la letteratura o la filosofia, è una pretesa eccessiva che non permette l'inclusività di tutti gli studenti, l'inclusione di tutti gli studenti. Allora la proposta è stata quella di andare avanti per medaglioni, unità didattiche dove si danno dei quadri di civiltà. Per lo studente invece di studiare tutto il corso della storia, no? Come è sempre fatto, come è logico che sia, per avere un inquadramento di fondo di tutti gli avvenimenti. Si studia per esempio un'unità didattica su Carlo Magno, poi ne fa una su Carlo V, poi ne fa una sulla riforma protestante e così di seguito. La conseguenza era che gli studenti confondevano Carlo Magno con Carlo Marx, poi, cioè perché tenendo a mancare questo quadro di fondo. C'è l'idea proprio che, ma guardi anche all'università, lei dice, certo ci sono persone appassionate, ma anche lì, pensi alla riforma del 3+2, si dice negli ambienti che 3+2 è uguale a 0, perché lei, non so, ricordo, facevamo esami con 17, 18, 20 libri, no? Adesso ci contano le pagine, perché per ogni credito c'è un certo numero di pagine che si può chiedere allo studente, quindi lei non può fare un'opera intera di un autore, se lei deve affrontare, che so io, il pensiero di Hegel, lei non può dire, bene, allora qui dobbiamo prendere questi 7-8 saggi critici e poi quest'opera fondamentale per il corso monografico. No, deve andare a pezzetti, mette un certo numero di pagine, sotto quel numero di pagine si supera lo spazio che il credito può dare. Tutto certo, qui. Professore, È una situazione mi perdoni, devo veramente chiudere. limitante. Professore, purtroppo devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio, dobbiamo passare il microfono ad altre trasmissioni. Io ringrazio davvero allora Dario Generali, ricordo ancora la Scuola dell'Ignoranza, Mimesis editore. Professore, io spero di averla nuovamente ai nostri microfoni perché sono d'accordo con Calamandrei. Se posso permettermi, la scuola è un tema centrale e va trattato anche e soprattutto come fa lei con le sue analisi. La ringrazio ancora, grazie ancora a Dario Generali, a risentirci a presto. Grazie a voi, buongiorno a tutti.